ritrovati. Beh, oggi una puntata davvero incandescente, no? Della nostra linea rovente, perché parleremo di un argomento davvero affascinante, tiene banco in questi giorni un po' su tutti i media nazionali. Parliamo di vulcani sommersi. Beh, oggi ospite di Linea Rovente Gino Crisci, rettore dell'Università della Calabria, che saluto. Quante volte abbiamo parlato, rettore, di vulcani sommersi? Sì, non è la prima volta, direi. Non è la prima volta, però c'è uno studio recente, a quanto pare, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, insieme al CNR, un'equipe multidisciplinare che ha scoperto 7 nuovi vulcani sommersi nel Tirreno meridionale. In totale sono 15, una lunghezza di circa 90 chilometri, notizia proprio di questi giorni. Allora, un argomento affascinante, no? Se posso permettere, i 15 non sono legati a 70 km. Non sono legati. 15 sono tutti i vulcani che sono in fondo al Tirreno. Sono tutti in fondo. E Ecco, poi cosa nasconde il nostro... ve li farò vedere. Possiamo anche mostrarli subito, perché il rettore ci ha portato anche alcune slide che possiamo vedere, anche perché il nostro mare è tutto da scoprire ancora, che cosa si nasconde sotto il mare. Poi tra l'altro con il rettore Crisci recentemente abbiamo parlato anche del Marsili, il mostro, quello che fa paura. Che poi è uno dei 15, no, il vulcano madre di tutto il sistema tirrenico. Questa è la tartina del Tirreno, vedete? La tartina del Tirreno senza l'acqua, e quello che c'è sotto è questo. Queste sono le eolie che emergono perché? Perché partono da una profondità relativamente bassa, partono da meno di 2000 metri in fondo, mentre il resto del Tirreno viaggia sopra i 3000 metri, quindi i vulcani che partono di là non riescono a uscire, quindi se noi aspettiamo qualche centinaia di migliaia di anni vedremo uscire altre isole eolie. E come vedete i vulcani sono tutti quelli che vedete qua intorno. Allora ci sono le eolie che sono questi puntini giallini qui che vedete qui, sì, questi stromboli. Poi ci sono i vulcani sottomarini, che sono Narete, Sisifo, e questa è la cosiddetta catena del Palinuro, quello lì, che già si sapeva che fa parte di questo anello di fuoco, vedete, un anello, pseudoanello, insomma, non è un anello, però insomma è circolare, fatta tutta di vulcani, da dove nascono i 15 famosi vulcani, e tutti i giorni ne continuiamo a scoprire altri, quindi il fatto che in questi giorni si è scoperto che probabilmente anche questi sono vulcani attivi, anzi no, non perché, sono anche questi, ma fanno sempre parte di questo, vedete, fa sempre parte di questo discorso di un anello di vulcani intorno, di cui in mezzo c'è lui, il signor Marsili, che domina la piana abissale del Tirreno, una falla di 3200 metri, insomma una cosa molto... Poi se volete dopo vi faccio vedere un'immagine dove si vede bene come è fatto il Marsili. Insomma. Certo, che è quello che, diciamo, adesso un po' di preoccupazione, perché anche dopo la scoperta di questi nuovi vulcani nel Tirreno la gente si chiede: ma c'è pericolo? Perché questa è la domanda che un po' si fanno tutti, no? Probabile eruzione dei vulcani, si parla l'ipotesi, no, di rischio tsunami. Allora facciamo un po' di chiarezza su i vulcani sottomarini sono innocui. Ecco. Quindi quelli che sono pericolosi sono i vulcani superiori, quelli sottomarini non hanno mai dato problemi. Quello degli tsunami, quello è un piccolo problema che abbiamo, ma non legato all'eruzione dei vulcani, perché i vulcani quando eruttano non generano tsunami. Sono le possibili frane sottomarine che ci possono essere nei fianchi di questi vulcani. Quello, poi dopo ve ne faccio vedere. Se volete ve ne faccio vedere. Sì, possiamo vederle, anche perché così anche... Ecco, questa è l'altra immagine. Allora, tanto per tornare indietro, se sì, la fate vedere. adesso la mandiamo in onda. Ecco, questa immagine, qual è? Questo è il Marsili, eccolo qui. Questo è il Marsili. E questa è quella catena che si sta parlando in questi giorni. La catena del Palinuro, ecco. Esatto, il Palinuro è questo come vulcano. Hanno scoperto, ma dove si vede? Già da queste immagini si può vedere che all'occhio, e questi sono già dei coni vulcanici, sono circolari, quindi questa cosa era già nota. Poi se questa finiscono qui, ora hanno scoperto che ci sono altri 4 vulcani da questa parte, ma è sempre lo stesso discorso.
fa parte di questo, che sono gli studi del Tirreno, perché il Tirreno è uno delle zone del mondo più interessanti, perché cosa rappresenta il Tirreno? Rappresenta un piccolo oceano in formazione. È un oceano in formazione, dove l'oceano Atlantico, l'oceano Pacifico. Insomma, a differenza di quegli altri è piccolino per ora, poi in futuro potrebbe diventare anche molto grande. Cosa caratterizza gli oceani? Gli oceani sono caratterizzati che il fondo dell'oceano è fatto di roccia vulcanica, basalto. Ma per avere rocce vulcaniche deve avere vulcani, qui dentro perché qui abbiamo tutti questi vulcani. Quelli che sono pericolosi sono quando in questo caso questo studio di dettaglio l'ho fatto all'Università di Bologna, 15 anni fa, forse un po' meno, insomma. Vedete, sono queste cose qui. Queste sono delle frane, segni di vecchie frane sottomarine. Questa, c'è questa, probabilmente su quest'altro fianco c'è questa. Ecco, queste frane sottomarine possono, ho detto debbono, possono generare degli tsunami. Però siccome noi consideriamo che questi vulcani hanno intorno non meno di 1 milione di anni di età, insomma 3 o 4 frane, 5 frane in 1 milione di anni, insomma. Però io leggermente ho proposto di intervenire in qualche modo sulla costa tirrenica per fare un sistema di allarme anti-tsunami. Sì. Questo sarebbe una bella cosa, poi vediamo se va avanti. Però ripeto, il pericolo è molto, molto, molto marginale rispetto a altri pericoli che abbiamo in Calabria, molto più concreti, secondo me. Certo, la nostra è l'abbiamo sempre detto, no? È anche una terra ballerina. È quello. Forse se dessimo più attenzione ai terremoti che ai vulcani sottomarini, forse. Però è affascinante. È affascinante chiaramente come studio, come ricerca. Tanto per finire la terza foto che ho mandato vi faccio vedere il Marsili. Questo è il Marsili, vedete? Eccolo là. Questo è il Marsili esattamente, che poi in realtà non è un vulcano, è un sistema. È fatto di tanti botte vulcaniche messe in fila, è lungo 70 km, qui abbiamo in pianta, vedete, questo è il Marsili. La parte più alta che questa arriva a un 350 metri dal pelo dell'acqua e là al centro sta esattamente qui. Uno vuole sapere dove è il Marsili, ecco, questa è la cartina della Calabria, questo è il centro del Marsili e qui cosa c'è? E qui esattamente all'altezza del centro del Marsili c'è Amantea. Beh, possiamo dire che in questi studi c'è tanta Università della Calabria, rivendichiamo anche un po', no, il ruolo che hanno i nostri ricercatori proprio in questo settore. C'è il Dipartimento di Scienze della Terra all'Università della Calabria che da anni effettua appunto questi studi. Noi tra poco ci collegheremo con Guido Ventura che è il coordinatore di questo gruppo di ricerca, è il vulcanologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che appunto ha effettuato questa ricerca insieme al CNR, insieme anche alla GNS della Nuova Zelanda. Ecco, anche dalla Nuova Zelanda questo interesse. No? Perché la Nuova Zelanda è molto simile a noi. C'ha gli stessi problemi nostri, c'ha molti vulcani e c'ha purtroppo per loro, anche loro, molti terremoti, quindi non ci facciamo entrare niente. Ecco. Esattamente al punto opposto, perché se noi tiriamo una freccia che parte da noi, passa per il centro della Terra, questa freccia spunta in Nuova Zelanda. Quindi siamo all'antipodi. Siamo agli antipodi, però abbiamo queste cose in comune con la Nuova Zelanda, ecco da qui anche l'interesse, no, nello studio dei vulcani sommersi per quanto riguarda il Tirreno meridionale. Io non so se abbiamo già in collegamento telefonico Guido Ventura, pronto? Sì, vi sento. Ecco, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, benvenuto. Intanto in questa nostra trasmissione cerchiamo un po' di... Ciao Guido. C'è il rettore Gino Crisci qui con noi, cerchiamo insieme di capire qualcosa in più su questa scoperta, allora sulla catena del Palinuro. Quindi si tratta di 7 nuovi vulcani sommersi, è così? Sì, sono 7 nuovi vulcani che con gli 8 che già conoscevamo diventano 15 e formano una catena appunto di 15 vulcani lunga circa 90 km e larga 20. Avete anche rilevato dell'attività idrotermale nel corso del... Sì. Sì, ci sono sia emissioni gassose attive, sia depositi a base di zolfo dovute all'attività idrotermale, in più
abbiamo rilevato anche dell'attività sismica estremamente superficiale a bassissima energia, che è tipica di aree vulcaniche. La stessa domanda che ho fatto anche al Rettore Crisci, perché è un po' quello che si chiedono i cittadini calabresi delle coste interessate, non c'è pericolo, ecco, No, tranquillizziamo ulteriormente. Diciamo che il vulcano più a est di questa catena si trova a una trentina di chilometri da San Gineto Capo Bonifati, lì in Calabria, e diciamo non c'è una pericolosità legata a possibili eruzioni, perché a quelle profondità, stiamo parlando insomma fra gli 80 e i 500 metri di profondità, ciò che si vedrebbe in superficie sarebbe unicamente quella che è detta l'ebollizione del mare, che in realtà consiste nella risalita di gas dal profondo, e queste eruzioni diciamo, comporterebbero unicamente una deviazione del traffico navale locale. Poi c'è però una pericolosità che deve essere valutata relativa ai possibili franamenti dei fianchi di questi vulcani, però i dati a nostra disposizione non mostrano che nel passato vi siano stati eventi di questo tipo. Quindi insomma, come dicevamo, possiamo stare relativamente tranquilli. Questa ricerca comunque non è conclusa, diciamo, siamo ancora agli inizi, continuano le rilevazioni appunto in questo tratto di mare. Sì, noi la porteremo avanti innanzitutto prelevando dei campioni, stabilendo la composizione dei gas che escono, presumibilmente CO2, ma insomma andrà campionato, e non sappiamo ancora esattamente l'età delle rocce eruttate e non conosciamo nemmeno la struttura crostale, diciamo, sotto i 4-5 km, che invece ci interesserebbe molto. Quindi prosegue come? Ecco, un po' di curiosità per i nostri telespettatori, come si svolgono queste ricerche, un team multidisciplinare, lo ricordiamo, lei coordina questo gruppo di ricerca. Sì, è un team di vulcanologi, geologi marini e geofisici, e proseguirà coinvolgendo nel futuro anche francesi, spagnoli e tedeschi, perché ci servono a questo punto, diciamo, delle competenze più specialistiche. Dovremo fare anche misure di flusso di calore sul fondo del mare e quindi, diciamo, il know-how richiesto aumenta. Quindi avete parlato adesso di una rivoluzione, una sorta di rivoluzione delle conoscenze geodinamiche del Tirreno, perché? Sì, non solo del Tirreno, ma anche, diciamo, di tutte le zone di subduzione del mondo, perché di fatto questi vulcani si impostano sui confini laterali dei piani di subduzione. Cioè in Calabria, per esempio, lo Ionio subduce sotto l'arco calabro e lateralmente è confinata appunto da questa enorme frattura lungo la quale risale il magma e si formano questi vulcani. E simili fratture si trovano a Tonga, nel Pacifico, si trovano in America centrale. Quindi insomma si è aperto un mondo, perché questo vulcanismo assolutamente particolare è poco conosciuto. È affascinante, dicevamo prima, anche studiare, no? I vulcani sottomarini, insomma ci raccontano molto della nostra storia, ecco. Beh sì, immaginiamo che insomma l'80% dei magmi eruttati sul nostro pianeta è stato eruttato in bacini sommersi, quindi fondi oceanici e anche bacini molto più piccoli come quello del Tirreno. Allora, vicinissimo, abbiamo visto anche con il professor Gino Crisci che questa diciamo, catena del Parinuro è vicinissima al Marsili, il Marsili sì, che a confronto risulta molto più piccolo. No, molto più piccolo no. Sicuramente più piccolo, diciamo grosso modo è 2/3 della grandezza di questa catena del Palinuro, ma quello che è più importante è che questa catena è anche più sviluppata delle isole Eolie, cioè i volumi di magmi emessi sono grosso modo insomma, quasi il doppio di quelli presenti alle Eolie.
Abbiamo detto che avete rilevato dell'attività idrotermale, ma si potrebbe ipotizzare o parlare eventualmente anche di sfruttamento energetico? Dunque, sono in corso, cioè noi abbiamo in corso degli studi anche in questo senso, cioè il possibile sfruttamento di questi depositi a base di zolfo. Sono stati rinvenuti anche noduli di ferro e manganese. Diciamo, quello che resta aperto è il problema tecnologico, perché bisogna lavorare a profondità notevoli. Quindi una ricerca di questo tipo necessita investimenti veramente importanti. Però insomma è un'ipotesi, ma si sta lavorando anche su questo. Non so se voleva aggiungere proprio su questo aspetto dello sfruttamento energetico, professore Crisci. Se ci riuscissimo sarebbe una grande cosa. Beh, siamo sempre alla ricerca di energia lì ce n'è tanta, andarla a utilizzare questo è un po' più complicato. È più complicato, a parte le profondità, insomma, manca la tecnologia, o meglio, costa la tecnologia, non è che manca. Certo. Sì, no, la tecnologia c'è. Sì. Il problema sono i costi. Sì, è l'analisi costi-benefici. Certo, insomma, quindi ancora vedremo nei prossimi mesi che cosa accadrà. Certo è che una scoperta importante e affascinante anche per, come dicevamo, per molti versi, quindi si andrà avanti anche nei prossimi mesi, quindi ci saranno anche altri stati, altre nazioni interessate, lo diceva Guido Ventura, proprio a questo tratto del Mediterraneo, giusto? È così che diceva prima. Quindi si allargano, no? queste ricerche. Sì, noi tra l'altro abbiamo appena finito un'altra campagna oceanografica, abbiamo scoperto un altro edificio vulcanico poco più a nord del Palinuro, e quindi diciamo, è compresa nella ricerca futura anche l'individuazione di nuovi vulcani. Quindi si va avanti e insomma daremo chiaramente conto dei risultati delle ricerche che si proseguirà insomma anche nei prossimi mesi. Noi parlavamo prima anche di attività sismica, no? Noi siamo in una terra ballerina, come sa bene la Calabria. Sotto questo punto di vista, vero Rettore Crisci, non si fa mancare nulla da questo punto di vista. Quindi queste attività, insomma, con l'attività sismica della regione non sono assolutamente collegate, non potrebbero essere collegate, lo chiedo a tutti e due. Ecco. Questa è un'attività, dunque questa sismicità che è stata registrata lungo la catena è proprio tipica di aree vulcaniche ed è a bassissima energia, molto superficiale, le magnitudo massime sono 1,5, 2, ma proprio insomma esagerando, e quindi diciamo non ha effetti su quelle che sono le zone abitate costiere. Benissimo, io la ringrazio, non so se voleva aggiungere il Rettore Crisci qualcosa, io la ringrazio per essere intervenuto qui con noi, voleva aggiungere qualcosa? Rettore? No, niente, sulla genesi delle isole Eolie e del sistema dell'Arte Eoliana, quindi tutto il resto dell'isola, insomma, non siamo tutti univoci sullo stesso modello. C'è disaccordo? Quindi gli studi è meglio che vanno avanti. Certamente la zona è interessantissima e le scoperte, c'è l'unico problema è che tutto questo studio avviene tra 2-3 mila metri di acqua sopra, quindi andare a studiare è un problema, non è come studiare i vulcani a terra, è molto più complicato, molto più costoso, eccetera. E basta pensare, almeno quando ci andavo io 25 anni fa, che per prendere un campione alle basi del Marsili devi aspettare 5-6 ore, perché la trada andava giù 3.000 metri, poi prendeva il campione, poi tornava su, perdevi 5-6 ore, poi andava a vedere e non avevamo preso niente. Quindi è uno studio molto complesso, eccetera. Certamente l'area è interessantissima, come diceva, una delle aree più interessanti che abbiamo in giro per il mondo. Del resto lo sto dicendo da molti anni, e Ventura lo sa bene, che io ritengo che i modelli genetici dei margini del mondo devono essere
studiati soprattutto nel sud Italia, perché nel sud Italia abbiamo una situazione così complessa di questi marmi, che in altre parti del mondo ci si riesce facilmente. Qui mettere insieme tutto il vulcanismo che abbiamo, ed è tantissimo, dal punto di vista genesi dei marmi, io credo non siamo ancora vicinissimi, ci sono opinioni contrastanti. Ah sì, è un bel puzzle sicuramente. È un puzzle, dice Ventura. Lo sa bene perché noi abbiamo vulcani che andiamo da quelle della zona ferrea fino a Pantelleria, abbiamo tutti i tipi di marmi possibili e immaginabili. E quindi è chiaro che tu devi, in una zona così piccola, devi spiegare come si formano marmi così diversi. Perché tutti vengono dalla stessa zona, cioè la zona sotto la crosta. E quindi tu devi spiegare come fai nello stesso istante avere una zona subcrostale tale che ti dà materiali di tipo diverso. Come? È lì. Beh, ipotesi ce ne sono, insomma. Però bisogna studiare, è io sono perfettamente d'accordo con Ventura che più si studia e poi si sa, poi si scoprono cose strane. Per esempio Ventura sa bene perché è coinvolto, che tempo fa è stato trovato anche un vulcano fortunatamente spento sotto Tropea, quindi insomma le scoperte sono, ma ci siamo apposta lì. L'INGV, oltre a fare il servizio di monitoraggio e sicurezza, ha anche un grosso centro di ricerca, quindi è bene che si studi. Più si studia, più si conosce e più ci si confronta. Mica la certezza non è di questo mondo, ma insomma tutti cercano di arrivare a capire veramente cosa fa. Quello che sono sicuro, non so se Ventura è d'accordo, è che la magmatologia, cioè la genesi dei magmi e la vulcanologia ha uno dei posti chiave nell'Italia meridionale, questo non ci sono dubbi. La gente viene a studiare qui, non per nulla, come ha detto Ventura, si riesce a creare un team fatto di persone che vengono da mezzo mondo, perché sanno che qui che le idee devono avere una certa verifica e quindi bene che si studi, noi siamo perfettamente d'accordo. Ed è bene che poi questi risultati vengano esposti, no? Anche alla popolazione, che si deve anche fare, c'è anche la curiosità, no? Si deve anche fare un'idea di quello che c'è sotto i nostri piedi oppure in fondo al mare. Quindi sono ricerche chiaramente importantissime e va benissimo il confronto dialettico, no? Tra diversi scienziati ed esperti per arrivare, insomma, a stabilire, possiamo dire, una verità, ma qui non lo so se si può utilizzare questo. Poi Ventura molti anni fa ha lavorato anche qui con noi, quindi credo che abbia continui rapporti con i nostri studiosi. Sono un ex dottorando dell'Università della Calabria. Ecco, quindi quello che l'Università della Calabria riesce a dare è anche e soprattutto questo va sottolineato. Si fanno, lo dicevamo poi... Ah, me l'ero scordato che eri stato dottorato in nostro, vedi? Quindi possiamo dire che c'è molta Calabria in questa ricerca, o almeno un po' di Calabria. Beh, per forza, sì, sono tutti vulcani nostri. Dicevo, come ricercatori, i vulcani sono nostri, quindi ce li contendiamo con anche le olie, politicamente sono Sicilia, ma in realtà le olie sono Calabria, non c'entra nulla la Sicilia. Con le olie, geologicamente, non c'entra nulla la Sicilia. Le olie sono tutte legate alla storia che vede coinvolto il sistema dell'Alto Calabro e quindi poi ovviamente però dico, quindi questi vulcani sono molto Calabrian relationship, cioè le relazioni tra tutte quelle della storia passata e recente del sistema Calabria. E quindi c'è anche un po' di ricerca calabrese, nel senso che Ventura ha studiato all'Università della Calabria, ricercatore all'università della Calabria. No, è stato dottorato, poi dottorando. Stava per diventare ricercatore, poi è andato da altre parti, bene per lui, insomma, però ritorna in Calabria a studiare i vulcani. Ma io credo che lui venga spesso in calabrese, perché ha la moglie calabrese. Quindi, insomma, vero, giusto? O mi sbaglio? Sì, è così, è così. No, quindi scherziamo anche su questo, però è importante anche la formazione che si riesce a dare, perché lo dicevamo... No, indubbiamente. Prima c'è il Dipartimento di Scienza della Terra all'Università della Calabria che non ha nulla ad invidiare ad altre realtà. Insomma,
ci sono studi, sono stati effettuati degli studi molto molto interessanti e questo è bene anche rivendicarlo, vero Rettore? Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Dottor Ventura, io la ringrazio Grazie a davvero voi. per essere stato qui con noi. Allora, buon lavoro, buona continuazione per quanto riguarda questa ricerca. La ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Salve. Beh, Ciao. molti spunti interessanti, però come giustamente diceva lei, sì, nel nostro mare c'è un abisso da scoprire. Ecco. No, quello che è chiaro è che questi studi vanno fatti avanti, vanno già avanti, sono sempre cose interessanti, però a livello di rischio non hanno né tolto né aggiunto niente, cioè il rischio per i nostri vulcani sottomarini è proprio marginale, cioè, rispetto agli altri problemi che abbiamo in Quinta Labide, sono il dissesto idrogeologico, le alluvioni, ripeto, i terremoti, insomma questo qui è proprio marginale, ma è molto interessante perché, come io ho fatto dicendo in giro per la Calabria dal punto di vista geologico è di un interesse unico. Infatti, ripeto, molti studiosi del mondo vengono qui perché qui si devono capire alcuni meccanismi interessanti. Per esempio, un dato incredibile, che noi abbiamo il Tirreno che rappresenta l'oceano più giovane si sta formando al mondo, infatti è ancora piccolino piccolino. Dall'altra parte, sullo Ionio, invece, in fondo, nella piana abissale, dall'altra parte della Calabria, abbiamo il fondo dell'oceano, che anche quello è un resto di un fondo oceanico più vecchio del mondo, il più vecchio fondo oceanico. Quindi la Calabria è messa fra l'oceano più vecchio, l'ultimo pezzo, e quello più giovane. E fra poco mi dirà che cosa significa, perché io devo dare la linea alla regia. Davvero pochi istanti, torneremo tra poco. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare di vulcani sommersi. Abbiamo avuto in collegamento telefonico nella prima parte Guido Ventura, che è il vulcanologo dell'INGV, che è il coordinatore di questo gruppo di ricerca che appunto ha scoperto questi nuovi vulcani sommersi nel Tirreno meridionale. Siamo sempre in compagnia del magnifico rettore dell'Università della Calabria Gino Crisci. Prima di andare in pubblicità ci stava un po' dicendo la storia, ci stava raccontando la storia geologica della Calabria, che si trova tra due oceani, quello più giovane e quello molto vecchio. Il più vecchio di tutti. Ecco, allora la Calabria non era qui prima, no. Parliamo di ere geologiche, insomma parliamo di migliaia di anni fa, non era in questa L'unità di misura del tempo geologico si fa in milioni di anni. Milioni di anni, ok. Non era qui. Perché il tempo, la geologia ha un vantaggio rispetto all'uomo, che ha tempo. Quindi non si pone il problema di essere veloce. Anche se poi è un fatto strano, perché i processi si generano in tempi lunghissimi, però spesso alcuni processi evolvono velocissimi. Per esempio i terremoti, perché l'energia che si accumula ci mette centinaia e centinaia di anni, poi dura pochi secondi, pochi minuti. Quindi è il contrario. Anche i vulcani. Il vulcano per caricarsi il magma ci può mettere anche migliaia e migliaia e migliaia di anni e poi tutto dura qualche ora, mezza giornata. L'eruzione di Pompei è cominciata nel tardi pomeriggio e è finito nelle prime ore della mattina, no anzi, prima che spuntasse il sole dalla mattina, quindi è durata 6-7 ore, 8 ore. Quindi, sono fenomeni strani. Tornando proprio alla storia geologica della Calabria, è molto affascinante questo aspetto perché non tutti sanno che la Calabria prima era verso la Sardegna, si è attaccata. Sì, no, per capire la storia della Calabria, proprio questo fenomeno sta avvenendo, che appunto riguarda il Tirreno e quindi anche il Marsili, il Palinuro e questa. Questo, come abbiamo detto, è un microoceano che si sta formando. In realtà tutto il Tirreno è un fondo oceanico che si è formato. Allora se uno deve immaginare come era messa la Calabria prima di 7 milioni di anni fa, deve solo immaginare che questo buco non c'era. Tutto questo nome buco, che noi chiamiamo il Tirreno occidentale, che poi questo qui si chiama bacino di Vavilov,
perché qui c'è questo enorme vulcano, che è il vulcano Vavilov, spento. Tutti spenti, insomma. Questi sono tutti spenti. Allora voi immaginate, allora vi dovete immaginare che tutto questo non c'era. Allora è chiaro che cosa c'era al posto di questo? Niente. Tutto quello che vediamo messo qua, in realtà, soprattutto per la Calabria, stava tutto spostato di là, perché questo non c'era. Quindi la Calabria, diciamo, anche un pezzo della Calabria, che andava da qui, dal Pollino fino all'Etna, che è qua, tutto questo pezzo, noi chiamiamo arco calabo-polonitano, stava attaccato qua. Questa è la Sardegna, Sì. stava attaccato esattamente in questo pezzo qui. Poi si è spaccato per questi motivi geologici, si è cominciato a formare questo oceano che noi chiamiamo bacino di Vavilov e la Calabria si è cominciata a spostare da questa parte. Poi si è fermata qui, un po' di tempo, poi si è cominciato a formare il Tirreno e quindi la Calabria è stata spinta sempre più di qua. Finché è arrivata dov'è? Eccolo lì. E poi è ferma lì, non si può più muovere, perché qui si stava formando il resto dell'Italia, che è l'Appennino. È ancorata, possiamo dire, sul... Gli è montata sopra, quindi si è bloccata. E quindi a questo punto ora non riesce più a sollevarsi. Quindi la Siccome il spostarsi. Tirreno tende a crescere, perché questo è un bacino in formazione, come abbiamo detto tante volte, è testimoniata dalla presenza dei vulcani, allora a questo punto la domanda è da fare, se questo buco tende ad allargarsi, va bene? Mettiamo un po' di più. Che fine facciamo noi? Perché tende a spingere, cioè spinge certo, la Calabria. La spinge, Calabria non si può muovere. spinge molto, Spinge molto. La Calabria non si può più muovere perché, diciamo, con termini molto terra-terra, quelli che uso io, è ancorata su questa Esatto. catena E allora può appenninica fare che solo una cosa, Eh. può sollevarsi. e lì sono problemi. E quindi noi abbiamo in questo momento che tutta la Calabria è sollevamento, tutta la Calabria è sollevamento. Il guai è che ogni pezzetto si solleva a velocità propria e quindi fra un pezzo e l'altro si creano faglie, zone di attrito, terremoti. Questo è il nostro guaio e purtroppo... Perché il vero problema su cui dibattere è quello proprio dell'attività sismica. Anche se poi questo è il modello molto semplificato, poi come tutti i modelli, perché quello che vi ho fatto vedere io, qui da voi vedete, è fatto su un piano. Sì. In realtà la Terra è una sfera, o semisfera, perché quindi tutti questi fenomeni di movimento non avvengono su un piano, che non è semplice, avvengono su qualcosa di tondo, quindi il sistema si deve anche tenere conto che si muove su qualcosa che è tondeggiante. Quindi Il sollevandosi. modello è estremamente complesso, cioè io l'ho semplificato molto, ma il modello è complesso, ma nella sua sostanza questo è. La Calabria non stava qui, stava di qua, gli si sta aprendo qualcosa in mezzo e quindi ti deve allontanare. Ora non si può più muovere, anche se ci prova, abbiamo i segni che sta tentando di andare di qua, ma non ci riesce, non ci può più andare, e quindi poi tende a sollevarsi. E lì, dicevamo, l'attività sismica è quella che deve, non dico destare... Ma non c'è solamente il problema sismico. Ci sono altri problemi. Sì, perché il fatto che la Calabria si solleva, siccome la natura da un lato spinge perché si sollevi, dall'altro fai tutto perché non si sollevi, cioè tende a smantellare, ed ecco le frane. Cioè le famose fiumare bellissime, che andrebbero molto valorizzate dal punto di vista turistico, esistono perché la Calabria tende a smantellarsi molto velocemente, perché come si solleva va in disequilibrio e quindi la natura tende a smantellare. E quindi si creano tutti questi depositi, queste enormi frane che noi abbiamo. Quindi insomma, il problema è che la Calabria è una terra estremamente giovane nella sua evoluzione, non come età delle rocce, ma come evoluzione geologica. È una situazione di forze di squilibrio dove agiscono forze diverse, chi tende a spostarle, chi tende a alzarle, chi tende a distruggerle, insomma. Povera Calabria, Siamo insomma. messi bene. Cioè, noi ci preoccupiamo allora dei vulcani e sono l'ultimo pensiero poi alla fine i vulcani. Tutti i problemi che abbiamo, proprio Cioè, l'ultimo. i vulcani proprio non devono far paura, assolutamente. No, i vulcani sottomarini, lo so, basta stare molto attenti, avete sentito, o meno da quando c'è l'informazione buona, 100 anni, che qualche vulcano sottomarino ha creato problemi, assolutamente. Eppure ce ne sono molti di più vulcani sottomarini e quelli sumeri. I vulcani sottomarini sono a centinaia, quasi a
arriviamo quasi al migliaio, ma non mi sembra che uno... Per esempio anche quello che ha detto Ventura non concordo del tutto, cioè secondo me quando erutta un vulcano sottomarino non ce ne accorgiamo neanche. Secondo me non si vede il gas che esce, assolutamente. Perché il gas esce dai vulcani, ma viene assorbito dall'acqua. Quindi non... Quindi secondo me non si vede niente in superficie. Abbiamo solo un'informazione storica che ci dice che qualche vulcano di questi ha eruttato in un certo periodo. Perché a metà dell'Ottocento abbiamo le cronache delle navi che andavano dalla zona di Palermo, andavano verso nord, che hanno attraversato in questa zona un mare di pomici, un mare di pomici. Ora il pomice, sapete, è una roccia leggera, più leggera, quindi galleggia. Siccome nessuno dei vulcani a terra, né l'Eolia né l'Etna, eccetera, era in eruzione, questa pomice da dove veniva? Da sotto. Quindi Dimostra che c'era un vulcano che stava eruttando. Nessuno se ne è accorto. Se non uscivano le pomici, non se ne è accorto nessuno. E quindi noi ce ne accorgiamo solo perché c'è la sismica, come diceva giustamente Ventura, e ci sono tutta una serie di terremoti particolari, piccoli, che però ci fanno, che avendo degli strumenti molto sensibili si riescono a misurare. Ma io sono convinto, soprattutto come giustamente ha detto Ventura, essendo la profondità, la cima di questi vulcani a molti centinaia di metri sul fondo, quando eruttano a 100-200 metri dalla bocca di eruzione non si ha più nessuna traccia, perché l'acqua è un mezzo denso e tende a soffrire tutto, mentre l'aria per i vulcani subacquei è un mezzo invece che non fa resistenza, quindi il vulcano può fare cosa gli pare. L'acqua invece è un mezzo abbastanza denso, che quando scoppia un vulcano l'acqua li fa da tappo e blocca tutto lì. E tutto quello che il vulcano butta fuori finisce sul fondo. Ricordo quando qualche anno fa si parlò del Marsili, no? Ancora viene chiamato il mostro, il Marsili che fa paura, poi alla fine si è creato soltanto allarmismo perché si parlava... E poi il Marsili è conosciuto da molto tempo, quindi io l'ho studiato una trentina di anni fa, 25 anni fa, proprio per misurare anche quello che diceva Ventura, cioè i flussi termici che venivano fuori intorno al Marsili. Buttavamo delle siringhe, dei grossi termometri fatti a siringhe che facevano 3.000 metri in caduta libera e si ficcavano nel terreno e misuravano il flusso di calore che veniva dalla terra. Quindi Marsili insomma, è lì, non dà fastidio a nessuno, non lo vede nessuno. Quindi pensiamo invece alle cose... Ecco. Cioè c'è questa lotta che la Calabria, poverina, sta facendo, no? Ci sono le forze che la spingono, lei tende a sollevarsi. Ma non ce ne accorgiamo però. Non ce ne accorgiamo, poi però magari quando costruiamo le case in maniera non idonea, poi ci accorgiamo che magari i terremoti, l'attività sismica può creare qualche problema. Uno ci pensa soltanto quando succede, no? L'evento, invece bisogna, noi l'abbiamo detto tante volte questa cosa, quindi la prevenzione è importantissima perché noi, questi studi servono a farci capire dove siamo, ecco, questo è importante, cioè se uno sa, conosce l'ambiente in cui vive, in cui ha la sua casa, allora può prendere le opportune precauzioni, giusto? Certo. Tanto più che, come tutti sapete, perché c'è una grossa battaglia pubblicitaria, anche lo Stato dà contributi a fondo perduto. Il problema è che uno deve anticipare lui i soldi, quindi però io approfitterei di queste iniziative che il governo ci dà, perché insomma siamo in un momento di quiete e speriamo che duri moltissimo, ma insomma la scienza serve per questo. I terremoti in Calabria l'ha sempre fatti e sempre li farà, almeno nella vita di molte generazioni, no? Perché se uno si illude che certi processi geologici finiscono, leviamocelo dalla testa. Avevo detto prima, i processi geologici durano moltissimo tempo perché la scala dei tempi della geologia è quella che vi dicevo prima. Quindi secondo me se abbiamo questa opportunità, io vi invito caldamente chi può a intervenire, perché oggi le tecniche di costruzione e di consolidamento sono molto buone, quindi io farei tesoro
perché è meglio avere paura del boscale, dice un detto. No? Certo, Quindi, conoscere i luoghi è importante perché abbiamo visto che insomma, non solo l'attività sismica ma anche questi movimenti causano le frane, quindi certo. conoscere i luoghi, no, dove si va a costruire è importantissimo. Infatti la conoscenza ci dice anche che molte volte l'uomo non è neanche entrato e non deve neanche resistere. Cioè alcune zone che sono soggette a ipotetiche zone franose, dobbiamo sempre prenderne atto e lì non va fatto niente. Cioè non è che l'uomo potrebbe fare tutto, cioè, l'uomo non è onnipotente, perché spesso sono energie in ballo in questo momento, che sono enormi. Quindi molto la conoscenza rispetto al passato e ti dice altre zone dove lì è meglio non fare niente, perché tanto prima o poi succede qualcosa, quindi lasciamo stare. Intervenire per poter mettere in sicurezza non ne vale la pena, perché o non ci si riesce proprio, oppure i costi sono talmente alti che proprio non ne vale la pena. A questo punto il Presidente è alto, lì no, meglio non fare niente, perché prima o poi succederà qualcosa. Andiamo dall'altra parte. Solo che è faticoso, cioè, torniamo sempre al solito argomento che io tiro fuori ogni volta e la gente mi dice anche che è un problema culturale. Sì, no, È un problema culturale. ripeterlo perché... È un problema di acquisire cultura sul rispetto dell'ambiente e sulle le leggi che madre natura ha, e sono leggi ferree, non ci si può fare niente, cioè non è che le leggi sono quelle e la natura le applica costantemente, tutti i giorni, lentamente, ma le applica, quindi inutile combatterci contro. Quello che si può intervenire qualche volta va benissimo, anzi bisogna farlo, però bisogna anche tener conto che molte volte si combatte contro un avversario che ha una potenza tale che spesso a volte non ne vale certamente la pena, ma quello dice un vulcano, cosa vuoi fare un vulcano? Sono talmente energie in ballo, tu devi solo prendere atto che lì c'è un vulcano, che prima o poi può eruttare, allora meglio andare dall'altra parte. Certo, così come quando si costruiscono le case, quindi bisogna prima vedere dove si va. Oppure se uno vuole abitare vicino a un vulcano, parlo sempre di vulcani subei, deve mettersi in condizioni tali che appena ci sono i segni che quel vulcano si sta svegliando, deve andarsene. Cioè creare il sistema per andarsene, che è possibile. Ma in Italia pensiamo sempre che sia lo stellone che ci salva, ma però oggi la cosa è colpevole, perché mentre ieri mancava proprio la conoscenza, no? Per esempio, quando è scoppiato il Vesuvio, i romani non sapevano che era un vulcano. Certo. Guardate, non poteva farci niente. Oggi no, oggi la scienza non conosce tutto, anzi, ancora deve scoprire molto, però per quello che sappiamo è già moltissimo. Cioè. Infatti qualcosa è stato fatto, per esempio anche per il caso del dissesto idrogeologico, ora abbiamo il PAI, abbiamo la cartografia che ci dice dove si può fare, dove non si deve fare, dove non si può assolutamente fare. Qualcosa stiamo mettendo, però bisogna essere conseguenziali alla conoscenza, perché se no la conoscenza dice, ah bellino, poi le mettiamo in cassetto, oppure ce ne occupiamo solo quando viene fuori sul giornale che hanno scoperto 7 nuovi vulcani vicino a Palinuro, che dal punto di vista delle cose pratiche serve poco a niente, è molto importante per la scienza, ma che lì sotto siamo pieni di vulcani, Lo si sapeva già. non ci voleva molto a capire, bisogna solo andare a capire bene di andarlo a trovare, lì ci vuole tempo. Però occupiamoci di quello che invece possiamo fare attivamente e serve per la sicurezza di tutti noi, perché insomma leccarsi le ferite quando è troppo tardi non fa piacere a nessuno. Ci si meraviglia quasi quando succede poi l'evento, ci sono i danni, ci si meraviglia quasi. Beh, io dico spesso che le leggi degli uomini si possono aggirare, quelle della natura no, quelle purtroppo non ci sono deroghe. La natura deve sempre per le sue leggi, alla situazione contingente, mica le leggi sono quelle, la natura le applica, non è né misericordiosa né cattiva, semplicemente fa quello che deve fare in base alle leggi. Infatti l'uomo qual è lo scopo della ricerca? È scoprire queste leggi. Scoprire queste leggi e capire poi dove si va a parare, no? E poi il motivo anche di questi studi in fondo al terreno, cioè riuscire a acquisire sempre più informazioni per poter un giorno riuscire a
Perché questa è la famosa ricetta di base, non serve a niente, no, perché la ricetta, le applicazioni sono sempre la conseguenza di una conoscenza che lì per lì sembra che sia solo per il gusto di conoscere, ma poi in realtà può avere implicazioni. Spesso è successo, ma ci sono tantissimi bellissimi casi che le applicazioni più importanti sono sempre conseguenze di studi anche teorici, apparentemente solo teorici, fatti qualche anno prima. Insomma. Alcuni dei meccanismi fondamentali del computer che usiamo tutti i giorni risalgono a studi fatti negli anni 50-60, che lì per lì sembravano semplici elucubrazioni cervellotiche, poi in realtà hanno trovato applicazioni pratiche, forse 20 anni dopo, 30 anni dopo, ma l'hanno trovata. Certo, allora siamo quasi in chiusura. Allora, sicuramente la ricerca va avanti, non serve solo per scoprire il passato, no? Ma serve soprattutto per progettare il futuro. Certo. Alla fine deve essere questo. Certo, ci sono queste campagne che costano anche tanto, non lo neghiamo, perché ci sono anche dei costi per effettuare ricerche di questo genere, ma sono anche importanti perché quando poi si tiene conto, ecco, delle scoperte che si fanno con le ricerche, con la ricerca scientifica, altrimenti fare le ricerche e poi metterle da parte, insomma, significa aver buttato anche dei soldi e non rimane semplicemente uno studio affascinante e poi nulla. Invece bisogna, soprattutto quando si tratta di studiare la geologia dei luoghi, bisogna tenerne conto. Questa lo diciamo No, ma sempre. per esempio, tanto per darvi un esempio, se la geologia della Calabria fosse stata conosciuta con il dettaglio con la quale conosciamo ora, fosse stata conosciuta quando hanno fatto l'autostrada, il pezzo che va da Falerna a Pianolato non l'avrebbero fatto. Perché quello... Cioè, oggi gli avremmo detto che lì assolutamente fosse meglio non fare un'autostrada. Se l'avessero fatta dall'altro lato del fiume era molto meglio, ma nel 60 quando fu progettato la geologia da Calabria era un perfetto sconosciuto, poi grazie all'università dal 74 sono stati fatti progressi molto rapidi, ora la geologia della Calabria la conosciamo abbastanza bene, e questo per dire che anche la famosa galleria la Paola Cosenza ci aveva messo 40 anni perché la geologia di allora non si sapeva com'era. Oggi, ed è proprio la galleria Paola Cosenza, risente proprio di quel discorso che abbiamo appena fatto, cioè che un pezzo di Calabria sta sopra un altro pezzo, quello che sta sotto è il vecchio Appennino, quello che sta sopra è un pezzo di Alpi. Bene, quando fecero la perizia per la galleria, pensavano che tutto quello che stava sopra stava pure sotto. E hanno detto che dovete scavare materiale molto duro. E invece il sotto sta già nel pezzo appenninico, e invece è fatto di rocce molto molli. E si trovavano a scavare qualcosa di veramente indegno. Infatti tuttora con la galleria è continuamente sotto controllo per le perdite d'acqua. Certo. Perché è fatto in un materiale schifoso. Ma allora si disse, ci hanno messo 40 anni, per uno sbaglio dovuto solo al fatto che non si conosceva. Se l'avessero fatto la perizia oggi, che sappiamo com'è la situazione, uno sbaglio del genere non l'avrebbero mai fatto. Probabilmente non avrebbero fatto la galleria, questo potrebbe essere. Però magari si sarebbe trovata una strada alternativa, insomma, chissà, però insomma si sarebbe... no, ma l'avrebbero fatto anche oggi. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, io ringrazio davvero Gino Crisci per essere stato qui con noi, grazie davvero e buon lavoro e come sempre grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci.